Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo, oggi parleremo della luna piena perché ci stiamo avvicinando e quindi incominciamo a vedere di cosa si tratta. Però prima di fare questo il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di Ildegare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram. In Telegram al lunedì alle 20:30 il Degare e Marietto Veneziano tengono un percorso esoterico gratuito coadiuvati da Milas. Bene, parliamo un po' di questa luna, soprattutto quando è piena, perché come voi sapete viene usata da alcune tipologie di maghi, soprattutto negromanti, per fare operazioni importanti, proprio perché sapete la luna oltre a muovere le maree, muove anche le maree emozionali delle persone e quindi in questo periodo qui praticamente c'è nell'umanità un grande sconvolgimento ogni volta che arriva la luna piena. Le persone, gli esseri umani sono più emotivamente sensibili, lo si vede anche negli ospedali, soprattutto alle grandi città ci sono più, come si dice, reati e quindi negli ospedali e pronto soccorso le persone che ci lavorano vedono la differenza. Ma il vostro Marietto vi vuole raccontare anche come ha incominciato a capire e a sapere della luna piena. Prima di tutto il Marietto ha cominciato a capirlo quando era piccolino, aveva un suo amico che si chiamava Marchino e che un giorno arriva con i capelli più corti e gli dice: sai, oggi mia mamma mi ha tagliato i capelli perché c'è la luna piena. Al che il Marietto lo ascolta e sembrava una cosa incredibile. Poi, andando avanti col tempo, un giorno mentre insegnava in una famiglia, a un certo punto, informatica chiaramente, a un certo punto una delle bambine guarda il calendario e dice: oh santo cielo, fra un po' sarà la luna piena e mia sorella diventerà un lupo, perché il Marietto si volta pensando che scherzasse, ma effettivamente tutti erano spaventati proprio perché la sorella con la luna piena incominciava a ululare mentre dormiva. Insomma, questi sono solo due racconti fatti brevi. Poi passando col tempo, un giorno raccontavo delle storie sulla luna a una signora sui 70 anni. A un certo punto questa signora mi ferma e mi dice: senta, io credo a quello che dice lei. Ah sì? Come mai? Perché io avevo un figlio che era una persona immacolata, lavorava, andava a caccia, poi un giorno si è suicidato. Ora, mi dispiace signora, e come mai? E non lo so, sono andato in polizia, quando sei andato in polizia insomma a discutere questa cosa qua, mi hanno spiegato che con la luna piena praticamente i suicidi aumentano in modo esponenziale. Questo solo per dirvi che nella vita reale molti sanno che la luna piena influenza in modo molto importante. Poi c'era Gurdjieff, che era un grandissimo esoterista, divulgatore, che appunto spiegava che la luna piena, essendo un essere vivente, aveva fame perché voleva diventare come la Terra e quindi con la luna piena esercitava il massimo potere, facendo in modo che le persone si facessero male, iniziassero guerre e quant'altro. Quindi noi che sappiamo questa cosa qui, quando c'è la luna piena, se seguiamo le pillole Marietto, ci attiviamo con i vari circuiti di protezione, tipo l'Apollonius, la croce cosmica, e facciamo le nostre, come si dice, meditazioni e cerchi di fuoco e ovetto colorato, violetto o dorato, così che abbiamo queste protezioni astrali, in modo che, e anche l'Apollonius, in modo che con la luna piena, anche se ci sono delle persone sotto influsso o che ci attaccano di notte, proprio perché di notte noi dobbiamo sapere che i maghi neri operano in modo importante, soprattutto i negromanti, e quindi ci attiviamo in modo da difendere noi e, se volete, anche la vostra famiglia. Chiaramente questi circuiti si trovano nel sito alcapitano.altervista.org e li potete scaricare gratuitamente. Nelle varie pillole di radioestesia basic del Marietto ci sono poi tutte le istruzioni per poter incominciare ad attivare le protezioni per questo periodo di luna piena, e nessuno è esente, perché può capitare anche che
qualcuno ad esempio ha dei vicini di casa che vengono attaccati e di rimbalzo possono prendersi le loro spurie, le loro, come si dice, negatività. Quindi quando c'è la luna piena bisogna sempre stare molto attenti, perché la luna, come diceva Gurdjieff, ha fame, e quando la luna ha fame praticamente non guarda in faccia a nessuno, scoppiano guerre e quant'altro. Quindi ricordatevi, la luna piena non muove solo le maree, no? Ma muove anche le maree emozionali. Quindi non solo quando è piena chiaramente muove le maree, ma quando la luna è piena le maree emozionali degli esseri umani sono molto più importanti. Quindi in quel periodo lì l'essere umano è più sensibile, più ricettivo. Bene, cari amici, per il momento è tutto. Il vostro maledetto vi ringrazia di avermi seguito. Se non l'avete ancora fatto vi chiedo di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella, così che quando escono i filmati del vostro maledetto, le pille del vostro maledetto, voi siete sempre avvisati prima di tutti. Bene, cari amici, detto questo, il vostro maledetto vi saluta. Grazie e alla prossima, ciao.